Buon venerdì amici di Diffusion e di DTV, finalmente siamo arrivati anche alla fine di questa settimana, ci aspetta solo un weekend, ma ogni weekend per iniziare nel migliore dei modi deve iniziare con noi di Diffusion, con noi di DTV e in particolare con il nostro Alan e con le sue stories. Questa settimana Alan incontra Jacopo Cirillo, lui è uno sceneggiatore di Topolino ma non solo, sentite. Buonasera, bentornati a DTV, questa è Fusion Stories, l'altra storia da raccontare, chi ce la racconta? Eccolo, signori, Mondo Alan! Ciao Mondo! Un attimo signori, aspetta un attimo. È il bello della diretta. È il bello della diretta. Ciao a tutti ragazzi, passate una buona settimana? Benissimo. Sei divertito Renzo? Perfetto. Sai cosa volevo fare? C'ho il sogno da quando siamo partiti. Adesso mi avvado verso la telecamera e te mi fai una sgridata, ok? Sì. Benvenuti a DTV! Ok, dopo questa cosa, benissimo, siamo arrivati al momento della presentazione Ho dell'ospite. sognato di farlo. Sì, alla Maradona, hai presente quando Ho segnali? capito. Bene, adesso ritorniamo seri un attimino e presentiamo l'ospite di questa sera. Questa sera vi presento un ospite che mi ha incuriosito tantissimo perché ho visto la sua storia su Facebook, il motore del mondo per certe cose ormai ragazzi, no? Ho visto la sua storia e ho detto, cavolo, questo è arrivato a entrare nel nome di una rivista per noi, cioè è stata la nostra bibbietta diciamo da piccolini, no? Chi non ha mai letto Topolino da piccolini? Renzo, fuori. No, fuori. No. Comunque, ho cercato di contattarlo, ho cercato di chiedere chi fosse, qual è la sua storia e signori, secondo me ne ha veramente tante da raccontare. Adesso ve lo presento, è qui con noi Jacopo Cirillo! Ciao Jacopo! Andiamo alla ricetta. Grande, grosso, tutto bello, tanto piccolino. Ciao Jacopo. Che bella accoglienza. Che bella accoglienza, hai visto? Topoliniana. Topoliniana. Esatto. Bene, Jacopo. Sì. Innanzitutto io parto sempre con la domanda base che faccio a tutti i miei ospiti, la faccio anche a te. Chi è Jacopo Cirillo? Allora, ti risponderò in prima persona perché in Certo. terza è un po' strano. Io ho cominciato qua, sono nato qui, ho fatto tutta la mia infanzia, la mia adolescenza qui a Romagna. Sono andato a Milano a vivere, mi sono portato la Romagna dietro perché insomma mi manca sempre tantissimo e a Milano ho provato a fare quello che mi piaceva di più perché tutti mi dicevano che il lavoro era uno sbattimento, che per lavorare si svegliava alle 8 di mattina e finiva alle 7 di sera col cartellino, che è si vero, suol dire. però dicevo che era impossibile che ci fosse qualche altro modo, qualcosa. Io invece ho pensato che provandoci ci si potrebbe riuscire e per varie contingenze sia fortunate che insomma Una botta di culo, una botta diciamo di così. culo, Ci esattamente, sta. totalmente immeritata. Adesso ho iniziato a scrivere le storie per Topolino, che è stata la mia bibbietta come per tutti noi. Io particolarmente sono sempre stato molto legato e l'ho sempre letto fino a adesso, lo leggevo anche 3, 4, 5 anni fa. Ma hai raccontato delle cose molto molto interessanti, comunque andiamo per gradi. Sì. Allora, come hai fatto a entrare nel mondo di Topolino? Cos'è successo? È stato abbastanza semplice perché io ci ho provato, mi sono buttato, ho mandato un soggetto che Hai riassunto secondo me in due parole quello che dovrebbe fare ognuno di voi. Esatto. Ci ho provato. Ci ho provato, perché alla fine sono quelle cose che non ci prova mai nessuno perché è stato impossibile e alla fine non ci prova mai nessuno. Ci ho provato, io di storie ne avevo lette tantissime, quindi comunque un po' l'idea di come funzionano ce l'avevo, però non sapevo di che cosa parlare. E quindi come spesso, come poi dicevamo anche prima con te, l'arte in qualsiasi forma deve essere
presa dal mondo circostante a quello che ti succede, io mi ero trovato che mi dovevo sposare il mese dopo. Ero in giro con la mia futura moglie, dovevamo cambiare casa, eravamo un mese senza casa. E non sapevamo dove andare, cioè la casa non era ancora pronta e la casa vecchia, l'affitto era scaduto. Quindi eravamo quel mese in cui sapevamo dove andare. On the road. Esatto, quindi abbiamo girato case di vari amici, eccetera. E questa cosa qui è stata ovviamente uno sbattimento, ma anche divertente. E quindi la prima idea che mi è venuta, che è la prima storia poi che ho fatto, è la storia di Paperino che cambia casa, va nelle case di tutti i suoi parenti per non stare più nella sua e ovviamente si trova malissimo, che è bene o male quello che è successo a noi. Ti sei adattato a quello che ti succedeva Esatto. nella vita reale. Esatto, esatto. Ma tu cosa hai fatto? Hai scritto una storia, l'hai spedita a Topolino? Sì, lì funziona così, lì scrivi... Perdonami, mi asciugo un attimo che sto guardando con Poi un cammello. infatti guarda, vedo scusami un piacevolmente. attimino. Grazie mille. Lì scrivi un soggetto che è una o due pagine di Word in cui c'è proprio la trama, come se te la raccontassi a voce. Sì. Gliela mandi, ovviamente tramite canali ufficiali, che sono quelli della redazione, quelli... E loro la valutano. Via, provo. Nella misura in cui gli piace, poi ti metti un po' d'accordo sui vari dettagli e quando funziona ti metti a scrivere la sceneggiatura. Io non sapevo fare, quindi mi sono letto tutte le sceneggiature vecchie, mi sono letto 1000 libri, ho trovato fra i sceneggiatori storici di Topolino un mentore che si chiama Tito Faraci, che è uno dei più grandi sceneggiatori degli anni 90. L'ho sentito nominare io che non sono del Esatto. settore, quindi figurati. Che mi ha insegnato un po' il mestiere, adesso è il mio editor, quindi le storie le faccio con lui. Hai trovato un certo maestro Miyagi, Sì, voglio dire. direi proprio di sì, proprio di sì. E quindi da lì poi ci sono andato su dietro e piano piano adesso lo faccio per lavoro. Ho iniziato prima a farlo nel weekend o la sera. Per Topolino, però, Per cioè, Topolino, è una cosa che pensa mi esalta tutte le volte che lo Sì, dico, sì. perché non è che hai scritto per la prima... Quanti anni è che è in giro Topolino? Poi adesso ha compiuto gli 80 anni. Pezzettino, adesso, che gira, sì. che gira Mickey E c'è Mouse. il numero 3000 uscirà a maggio. Il 3000, cioè si 3000. festeggerà, quindi è... C'è il numero speciale. Numero speciale. Il 3000, sì. Interessantissimo. Allora, partiamo dal primo, perché questo è stato praticamente il primo... Vado a favore di camera, di qua, di là, qui, così, perfetto. Questo è il primo Topolino in cui, diciamo... C'è la mia storia. Esatto, Il 4 luglio. il primo Topolino della tua vita, diciamo, in tutti Esatto. i sensi. Qual è la storia? Che sono molto... Allora, la storia, tra l'altro la prima volta che l'ho avuto in mano all'aperto è stata ovviamente infatti, credo che per sia svenire, perché una bella botta. anche voglio perché dire. poi un conto è scriverla, un conto è vederla disegnata. Ah, vedi, quella diciamo prima, Paperino cerco casa ostinatamente. E questa ti è venuta dal cercar casa. Da cercar casa e hai riportato quello che ti è successo praticamente. Sì, più o meno, sì. adesso Perché una ovviamente cosa bisogna molto interessante, parallelizzare, ma sì. una cosa molto interessante che mi hai detto è che una volta Topolino si basava sulle storie di vita. Certo. Sulle storie di Topolino, vita che quando io sono un 82, però bene o male, in età abbastanza simile, quando avevamo dei 10-15 anni, tutti leggevano Topolino, proprio tutto il mondo. E Topolino era molto legato alla realtà, era molto legato alle cose che ci succedevano, Sì, ma anche era i programmi uno specchio, televisivi di allora. Certo. E adesso Topolino deve adattarsi, si sta adattando, ma deve sempre più adattarsi ai tempi. E quindi quei qua sono su Twitter, non sono nel campetto, Certo, non certo, leggono il certo. giornale, ma leggono l'iPad, perché non avrebbe senso se non fosse così. Infatti poi la seconda storia, portato da quest'idea, Che è qui? e portato dal fatto, da una mia esperienza personale, perché io ho un sito di letteratura che si chiama Finzioni. No, ma di questo, del grande momento, lo Va teniamo bene, per dopo. però sì. comunque l'idea è quella lì, ci sono i Tip e Tap, che sono i due nipotini Adesso la vado a cercare. di Topolino, è l'ultima, sai credo sia l'ultima. L'ultima. Che fondano un giornalino della scuola. Mhm. E l'idea è questa qui, insegnare, Fammela vedere tu, che sì, è insegnare ai grande. ragazzini questo, che con internet Sì. e con i social network, in 2 o 3 gatti, senza una lira, come eravamo noi e come sono loro, puoi far venire fuori un bellissimo progetto. Tanto è a costo praticamente zero. Fai un sito, prendi 5-6 persone che ci scrivono, lo posti un po' in maniera un po' intelligente e può venire fuori una bella cosa. Ma sicuramente. Molti non ci provano perché dici no, ma per fare un sito, il collettivo, cosa ci vuole? Un casino. Invece in realtà si può fare. E quindi diciamo, la seconda tipologia di storie che si possono fare sono quelle, diciamo, da modello. Cioè, modello, ce l'ha certo. fatta Tip e Tap, ce la puoi fare anche tu. Certo. Visto che comunque ho visto che... Hai rapportato addirittura Esatto. riuscire in un obiettivo su Paperino, cioè i Tip e Tap che ci provano, ci riescono magari, Esatto. per far capire alla gente Esatto. che ce la fanno. Cioè, sì, no. Tra l'altro io ho visto che i ragazzini dei 10, 12, 13 anni, anche se sanno benissimo che Tip e Tap non esistono, tendono però a rivolgersi a loro come se esistessero. Addirittura. Io per esempio su internet tengo il blog di Paperinic,
Sì. E quindi io sono Paperinic per internet, quindi scrivo per le persone come se fosse Paperinic. Certo. E quando i ragazzini mi scrivono, mi dicono caro Paperinic. Ora, io non voglio immaginare che un bambino di 12 anni creda che ci sia Paperinic che risponde, perché sennò Ma è chissà un Dio. problema con le nuove generazioni. Potrebbe anche Però essere. non credo e quindi c'è comunque questa sospensione dell'incredulità per cui sì, lo so che non sei Paperinic, però faccio finta che tu lo sia e quindi prendi i tuoi insegnamenti Fantasia, far lavorare come la se fossi fantasia. una persona vera. Certo. E quindi sono insegnamenti che io accolgo. Guarda, secondo me, come ti posso dire, quando si lavora con la fantasia e fai lavorare gli altri con la fantasia, possono solo venire fuori delle belle cose. Assolutamente. E il fatto che, sai, secondo me, ultimamente lavoriamo poco di fantasia, siamo poco, abbiamo pochi input, cioè ci trasciniamo sempre davanti a questi media, a questi computer, e cerchiamo sempre meno di farci inondare Esatto, di esatto. Un'altra cosa importante, e poi passiamo alla io vado su terza, questo, sì. è questa che è il più grande insegnamento che mi ha dato Tito, che è questo, che quando si scrive per bambini, si scrive anche per bambini, non solo per bambini. Non solo per loro. Spesso vengono molto sottovalutati, come se una storia fosse troppo difficile per loro, mentre molto spesso a quell'età lì capisci meglio avanti, forse la anche serialità molto più di rispetto noi agli in certe adulti, cose, anche perché sì. ormai la serialità è la nuova narrativa contemporanea, le serie TV stanno sopravanzando i film. Io personalmente guardo più serie TV che film, e molti anche. È una storia più lunga, cioè più Esatto. appuntamenti, più Quindi come Diffusion Stories. Esatto. Esatto, era concordato, in realtà non ho mai guardato una serie TV in vita mia. Vedi? Mentre quella lì è nata al Clan. Questa è Questa guarda, è una bella sempre- storia, sì. Questa è molto interessante perché quando me l'hai detta, tu eri in un noto locale della nostra zona, praticamente. Lui era seduto al bar e raccontala tu perché... Sì, io ero seduto al Clandestino, che è un locale di Faenza, che meno male ci siamo sempre stati da quando eravamo piccoli, e dovevo fare una nuova proposta. E ovviamente quando cominci a scrivere, tu fai un milione di proposte, te ne accettano uno o due, come è giusto che sia, perché devi imparare. E quindi devi averne sempre di nuove. Quindi la prima proposta che avevo fatto era la mia esperienza, la seconda era l'insegnamento ai bambini, la terza non poteva che venire da un barista dopo 50 birre, ed è quello che è successo. 50, mi raccomando. Sì, perché così perché il Clan costano Dopo poco, quindi comincia- andiamo tutti al Clan, così devi tutti gratis. Sì, Io già proprio- bevo gratis al Clan, anche tu potresti. in questo Ma non lo momento. so, guarda, io Però finora non sempre ti- pagato, non gli però conviene se poi capita un farti bere domani, gratis. aiutatemi pagandomi delle birre, grazie. E stavamo parlando del più e del meno, io gli raccontavo di Topolino, lui ovviamente era molto carico di questo, perché in effetti è una cosa che fa molto ridere. Poi un amico che arriva a un Esatto. certo traguardo, voglio dire. E allora lui mi fa, senti, ma io ho sempre pensato a questa cosa, ma Paperino, che alla fine poverino è sfortunato e tutto, in tutto questo tempo essere stato il nipote del papà più ricco del mondo, avrà imparato qualcosa, non sarà un completo incapace. Certo. Sai che è vero? E da qui mi sono messo a pensare a cosa potrebbe succedere se Paperino effettivamente manda un curriculum e dice, oh, mio zio è questo tipo qui, quindi qualcosa varrò. E quindi l'ho costruita Mezza tutto. raccomandazione, per dire, Esatto, sono il esatto. nipote Cioè, di io sono il Paperone nipote Peperone. di, cioè i soldi li so maneggiare. E quindi ho detto, sai che hai ragione, ci faccio una storia, se me la prendono ti metto dentro, perché è giusto poi omaggiare chi Certo, mi te l'ha dato. certo. Ovviamente le storie sono fatte principalmente dai personaggi regolari, quindi non puoi fare un protagonista che non sia uno di loro, No. però puoi mettere quelli laterali. E quindi la persona che ha assunto Paperino si chiamava Leo Paper, in omaggio a Leo, che è il barista del Clan, che mi aveva dato. Quindi anche il fulcro della storia, cioè lui che assume, Certo. era lui. A lui ha fatto piacere, al Clan ha certo, fatto fammelo piacere. vedere che sono curiosissimo, che tra l'altro lo conosco, Ma poi quindi- ci assomiglia. Io al disegnatore gli ho detto, c'è il ricciolino come Leo. Leo, questo sei tu, quindi respect, che dire, sei su Topolino, io no, mica Cottica. Questo qui, guarda, questo, aspetta che giro il dito, ecco qua, qui, lui. Guarda, questa è, io mi ricordo ancora che perché non mi vergogno a dirlo, io ogni tanto lo leggo ancora Topolino, Certo. e c'era una storia dove a posto di Valentino Rossi avevano fatto un nome comunque sia con il papero dentro, Sì, tipo però comunque sia era lui Valentino con il Paper becco Rossi, da paga. ne fanno tanti di quelli. Hanno fatto, esatto, cioè cercano di rapportare sempre i nostri personaggi, i nostri miti dentro alla storia. Un paio di settimane fa è uscito Topalbano, che è Montalbano, che adesso è ricominciato anche, quindi vado quello lì, scritto da Camilleri. Insomma. Cioè, con la collaborazione dei Camilleri, poi c'era Camilleri? Cioè, Francesca Artibani, che è un grandissimo sceneggiatore, l'ha fatta con la supervisione, comunque con la collaborazione dei Camilleri. Perché tutte queste persone, quando vengono fuori Topolino, si caricano tutti tantissimo. Quindi Camilleri dice, che soddisfazione stare su Topolino. Ma davvero? No. Perché comunque è un pezzo grosso della nostra Ma 80 anni, della voglio dire, nostra cioè, cultura. io non pensavo, Una però cosa 80 sono tanti. che non sa praticamente nessuno, ma che adesso grazie ai TV sapranno tutti, è che praticamente quasi la totalità delle storie di Topolino sono fatte in Italia, in tutto il mondo. Addirittura. Le facciamo praticamente solo noi.
di Topolini e Paperini. Cioè non è fatto negli Stati Uniti, No, questo le non storie, lo sapevo. no. Vedi. Sì, le storie... Ma noi abbiamo secondo me noi italiani abbiamo una fantasia che in queste cose siamo una spanna sopra. Cioè, a un certo punto gli americani hanno sì. detto fate voi. Io non lo Negli vedo un anni tedesco, 60. capito? Che No, si mette tedeschi no. un po' schierati, no? Il tedesco, Infatti- noi siamo fantasiosi, regà, no? Infatti negli anni '80 andavano tantissimo le storie dei brasiliani. Pensa un po'. Ma Jacopo, ti fermo un attimo perché, visto adesso stiamo parlando di fumetti, di videogame, insomma, cultura, di diciamo. cultura, insomma, perché anche questa è cultura. E su DTV, per non farvi mancare niente, abbiamo ideato e scoperto e creato un nuovo personaggio. Quindi è qui per voi, signori, il promo di Elio Audizione. Quella di merda. Mi piace tanto. Come ti sembra? Ero già un grande fan di Elio Audizione, adesso comincerò a giocare a tutti i suoi giochi. Pensa alla fratellanza, i suoi fratelli come sono. Siamo partiti, chissà cosa combinerà questo sì, Elio Audizione, signori, seguiteci per saperlo. Adesso però voglio sapere del sito, perché questo sì che è un colpaccio, caro Jacopo. Guarda, c'è questo sito che si chiama Finzioni, finzionimagazine.it, che abbiamo fondato io e Carlo Zuffa, che è un ragazzo di Castel Bolognese, nel 2008, fine 2008, di letteratura. E l'abbiamo fondato perché io mi ero appena laureato a Bologna, avevo fatto semiotica, che è tipo filosofia del linguaggio, quindi è una cosa che non si capisce niente. Vado su internet a vedere un po' di blog letterari e li leggo un po' e non capisco assolutamente nulla di quello che c'è scritto. Perfetto. Allora ho pensato, mi sono appena laureato, se non capisco nulla il problema forse è loro più che mio. Perché non facciamo un sito in cui si capisca qualcosa? Un po' più papele esatto. papele. E quindi ci siamo messi a fare questa cosa. Ho iniziato io con un mio bloggettino personale, poi piano piano, finché siamo arrivati adesso, che siamo in 40 e che il sito insomma sta andando bene, è stato comunque sta andando bene, qui mi permetto di dire una nota a tuo favore, è il sito di letteratura più importante d'Italia, giusto? Sì, sai, poi l'importanza è relativa, però diciamo che... Grazie. No. Date a Cesare perché di Cesare. È abbastanza... Cioè, da un'ideina così arrivare a questo, io posso solamente che farti complimenti. Ti ringrazio, alla fine la cosa è stata che ci voleva qualcuno che parlasse
col punto di vista del lettore e non dello scrittore, non del libro, perché i libri sono fatti dai lettori per essere letti, la lettura è la cosa creativa più che la scrittura. Sì. Uno scrittore scrive un libro e poi lo dona al mondo e i lettori ci fanno quello che vogliono. E la letteratura vera non è fatta dalla somma dei libri o delle pagine, ma dei discorsi che i lettori fanno attorno ai libri, semplicemente. Bellissimo. E quindi ci vuole qualcuno che li faccia, che li convogli in qualche parte per parlarne, e poi per parlarne in maniera facile, perché leggere è divertente, anche se il libro è pesante, la lettura è divertente, è leggera. Non posso usarti paroloni o scriverti papiri di 20.000 battute per spiegarti una cosa, perché sennò faccio prima leggermi il libro. E può essere divertente secondo me anche se leggi qualcosa che all'inizio dici ma questo non è il mio. Esatto. Bisogna sempre secondo me leggere 3 pagine, poi dopo da 3 pagine puoi arrivare a capire se un libro può essere interessante. Esatto. Ed è molto divertente, soprattutto ci sa fare tanti amici, cioè siamo in 40 persone che non ci saremmo mai incontrati in tutta la vita, perché differenza sono la solo potenza della rete. Sì. E invece così abbiamo anche insomma nuovi amici, oltre a essere nuovi colleghi. Poi ovviamente è tutto fatto per passione, perché di soldi ovviamente di sta roba qui non ce n'è. Purtroppo no. Però comunque, sai, conosci gente, fai cose, sempre divertente. È una ruota che gira, come dico sempre io. Esatto. Ultima domanda Sì. e poi purtroppo il nostro tempo a nostra disposizione, comunque il tempo è scaduto ormai. Progetti di Jacopo Cirillo, che cosa vedi nel tuo futuro adesso? Ma io vorrei continuare a fare Topolino tanto, quindi cercare di diventare insomma un sceneggiatore regolare. E quella è la cosa che mi interessa di più. Portare avanti quello che sto facendo, cioè finzioni, farlo crescere, e poi riuscire a lavorare un po' più sull'editoria. Adesso sto facendo un po' di consulenza a Rizzoli Libri, però Tenersi nell'ambiente. Comunque tenermi nell'ambiente dell'editoria, perché insomma i libri, oltre a Topolino, ma i libri sono le cose che mi sono piaciute di più. E poi mi piacerebbe fare un Dylan Dog, solo uno. Poi là, altro mio grande, Solo uno, però uno mi piacerebbe. mio grande giornalista. Beh, Io te lo auguro di cuore perché veramente possibili. questo è l'inizio secondo me di un bel cammino. Grazie. Jacopo oggi mi hai insegnato una cosa, secondo me, mi hai ribadito una cosa, che oggigiorno ascoltiamo sempre di meno il mondo. Oggigiorno cerchiamo di fare di testa nostra senza assorbire, senza captare le energie. Jacopo è stata una persona che ha agito al contrario di come stanno facendo tutti. Ha detto no, io voglio farmi inondare di esperienze e voglio metterle in un qualcosa. Io ti faccio i complimenti, ti auguro tanta fortuna e Ci vediamo al club. una storia di Topolino, magari se metti un pirla con un giubbottino rosso mi fa piacere. Sì. Qualche volta la mettiamo sicuro. Grazie. Grazie. Brillanti spazi, grazie. Alla prossima, signori. Sì, no, sempre qui. I've shot the sheriff when I've shot the sheriff again. Oh. I shot the sheriff when I shot the sheriff again. Obrigado. Lele, obrigado. Grazie Alan, sei eccezionale come sempre, grazie anche a Jacopo Cirillo che ha accettato di sottoporsi alla cattura del nostro Alan. Bene, questa settimana di Diffusion si chiude qui, un po' mi dispiace ma sono anche in un certo modo rincuorata perché lunedì staremo insieme per tutta la puntata perché evidentemente sono una brava intervistatrice musicale e quindi anche lunedì andremo insieme alla scoperta di una giovane cantautrice bolognese. Non mancate, io vi aspetto qui.